Dalla stalla alla stella, potremmo titolare così la storia che vi raccontiamo oggi, una storia bellissima di imprenditoria giovanile, ma soprattutto un progetto che ha riportato la vita in un angolo di montagna altrimenti destinato all'abbandono. Siamo contrada Bricconi nel comune di Oltresenda Alta, Alta Valseriana, e la provincia è quella di Bergamo. Questo borgo bellissimo risale al 1500 circa e deve il suo nome al luogo impervio dove si trova davvero un balcone sopra la valle. Era una borgata agricola, come ce n'erano tantissime, anche molto abitata, e che però con gli anni chiaramente è stata abbandonata fino ad arrivare al 2010, quando l'ultima persona, l'ultima famiglia che se ne prendeva cura ha lasciato l'attività. Poteva essere la fine, in realtà di lì è tornata la vita grazie a dei giovani visionari, mi verrebbe da dire, che hanno creduto in un progetto che per qualcuno probabilmente poteva essere una missione impossibile. Qui con me Giovanni Pizzamiglia, che ha condiviso questa avventura con Giacomo Perletti, con altri amici che poi magari incontreremo nel corso della giornata. Ma allora, com'è cominciato tutto? È davvero missione impossibile a vederla all'inizio. Allora, è cominciato tutto con Giacomo, appunto Perletti, che è il socio fondatore, che ha studiato scienze agrarie all'Università di Milano con me, e lui ha sempre avuto il desiderio di fare impresa in agricoltura e farla in montagna, per un legame particolare appunto con la montagna e per il desiderio di generare bellezza in questi luoghi che altrimenti rischiavano di perdere la loro bellezza naturale. Lui non è originario di questa zona come nessuno di noi soci, ma nel cercare un posto ideale per appunto la sua idea di impresa si è imbattuto in Contrada Bricconi, che si prestava benissimo sia allo sviluppo in attività agricola con i suoi prati che la circondano, ma anche per lo sviluppo in attività ristorativa che fin dall'inizio era, o comunque di accoglienza, che fin dall'inizio era nelle nostre idee, ecco. Perché volevamo che la montagna si aprisse al mondo, quindi ci fosse la possibilità di accogliere qui persone da tutto il mondo, da tutta Italia o anche dalla stessa valle, per fargli vedere cosa vuol dire vivere la montagna e cosa vuol dire fare agricoltura in montagna. Per cui nasce sostanzialmente da questo desiderio che si incontra con il luogo giusto, che è appunto la Contrada Bricconi. Ecco, direi che progetto non concluso, perché ci sono sempre nuove tappe, nuovi obiettivi, però dicevo, cominciando dalla stalla alla stella, cominciato con l'attività agricola alla stalla dove poi andremo, e a novembre 2023 è arrivata la prima stella Michelin, quindi insomma per un agriturismo, un'attività ristorativa che aveva aperto nel 2022, quindi voglio dire, avete bruciato le tappe, ma andiamo con ordine perché poi a quello arriveremo. Componente agricola, quanti ettari ci sono, a che altezza siete, che cosa coltivate e producete? Allora, noi gestiamo circa 19 ettari da un'altitudine di 800 metri sul livello del mare, che è appena più in basso rispetto alla stalla, fino a un'altitudine di 1450 circa metri. La stalla e la contrada sono a 980 metri e noi principalmente siamo un'attività zootecnica, per cui il nostro cuore agricolo è l'allevamento di bovini razza grigio alpina con la conseguente produzione di formaggio. Dallo scarto del formaggio alleviamo maiali per la produzione di salumi e con l'avvento del ristorante abbiamo aggiunto altre specie al nostro allevamento, come la pecora gigante bergamasca, le galline ovaiole, i conigli e tutti gli animali di bassa corte che poi appunto vengono valorizzati nella nostra tavola. Quindi a livello zootecnico sostanzialmente la nostra azienda comporta questo, in più pian pianino stiamo introducendo anche qualcosa di più orticolo. Abbiamo un orto di 350 metri quadri e vorremmo introdurre in un futuro anche la coltivazione di piccoli frutti, sempre in ottica ristorativa. Ecco, ma lavorare e fare agricoltura a 900 metri di altezza fino a 1400, e lì immagino ci siano i pascoli, non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice, richiede tanto sforzo fisico e anche tanta programmazione perché le tempistiche di intervento sui nostri prati sono chiaramente più allungate rispetto a quelle che possono essere in un ambiente comodo come la pianura, per cui bisogna programmare bene e guardare soprattutto bene all'incognita del meteo che in montagna è molto presente. Ecco, piove spesso, piove all'improvviso, eccetera, eccetera.
tanto pascolo, le vostre vacche, che tra l'altro sono a duplice attitudine, per cui lì c'è il Sì. discorso latte e carne, anche quello funzionale alla ristorazione, stanno al pascolo per gran parte dell'anno. Sì, ci siamo dotati da qualche anno di un carro di mungitura per poterle appunto mungere al pascolo e aumentare la stagione di pascolamento. Stanno al pascolo dalla fine di aprile fino alla fine di ottobre, gli animali in produzione che hanno richieste energetiche dall'erba un po' più elevate. Gli animali invece in asciutta o le manze che stanno crescendo per diventare poi vacche, che hanno richieste appunto leggermente inferiori, stanno al pascolo dalla metà di aprile, la prima metà di aprile fino a dicembre, inizio dicembre, per cui una stagione molto lunga di pascolo. Bene, adesso visto che sono in stalla ne approfittiamo, li andiamo a trovare Volentieri. lì, non dobbiamo neanche scarpinare per raggiungere i pascoli. Poi magari ci ritroviamo per parlare del Sì, caseificio, perché c'è esatto. anche quello. Sì. Bene, ci vediamo dopo. A dopo. Ed eccole qua, le nostre vacche, le grigio alpine, queste vacche bellissime, approfittiamo, sono in stalla perché poi dopo fra un mesetto più o meno, comunque ad aprile se ne vanno al pascolo, adesso approfittiamo che sono qui. A farci da guida, a raccontarci tutto di loro è Matteo Trapletti che ha condiviso questo progetto fin dalle origini. Allora, questa razza, voi ad accomunarvi sicuramente l'amore per la montagna, la passione per la montagna, ma anche la passione per questa razza particolare. Sì, abbiamo scelto questa razza perché è diciamo, la razza che più va bene dove siamo noi, cioè in montagna. Una vacca rustica, Vacca ovviamente, che rustica. deve stare fuori in terreni impervi e deve produrre latte e anche carne, poi dopo Latte ci e arriveremo. carne, animale leggero, quindi nei pascoli più impervi rovina meno il prato, anche questo è importante, e poi sì, sicuramente la rusticità è il suo forte. Latte, le produzioni, come sono, la qualità, che tipo di latte vi danno? Latte noi mungiamo più o meno sui 18 litri di media a capo, logicamente con le manze che fanno qualcosa di meno, quelle un po' più avanti che fanno di più, però più o meno siamo sui 18 kg al giorno e per la razza, per il posto in cui siamo, è un'ottima media. Loro abbiamo detto che in estate stanno in estate, anche in autunno inoltrato, stanno al pascolo, voi però come foraggio riuscite ad essere autosufficienti, perché chiaro, molto dipende dalla stagione, Quello sì. quello per forza, però avete dei tagli che vi consentono poi di coprire l'inverno. Assolutamente sì. Quest'anno che è stato un anno positivo abbiamo foraggio per tutto inverno. Tra l'altro avete una tipologia particolare perché qua gli investimenti sono stati importanti da quando siete in partito, sicuramente la stalla, lo vediamo, però c'è anche il fienile, quindi siamo in montagna, uno dice sono degli inguaribili romantici, no, No. c'è anche tanta tecnologia, tanta attenzione alla sostenibilità e alla tecnologia assieme. Sì, ma soprattutto anche per avere, cioè, il fatto primario è avere un prodotto più di qualità e secondariamente anche il fatto che comunque essendo in montagna le piogge sono frequenti e quindi con un essiccatoio ti aiuta particolarmente nell'essiccazione, ma soprattutto è proprio la qualità del fieno in sé. Quindi la qualità viene conservata, mantenuta. Ci sono le vacche, ma non ci sono solamente loro. Adesso a parte, ecco Cagnone, è lui Moro che è qui, ci accompagna, la mascotte, mi sembra stressatissimo, preoccupatissimo, sì proprio. Pastore bergamasco, perché del resto è autoctono, mi sembra fondamentale. Sta anche lui al pascolo con gli animali in estate, va a segue. Adesso vabbè è disoccupato, però d'estate poi lavora. Lavora, ok, adesso si sta riposando giustamente. E dicevo, ci sono le vacche, ma non ci sono solamente loro, ci sono le pecore, poi i suini, insomma, un po'. Suini, galline, conigli, un po' di tutto diciamo. Ecco, le pecore di che razza sono? Penso che sono il gigante bergamasca. Le abbiamo prese ormai sono un paio d'anni che le alleviamo per le esigenze della cucina che volevano gli agnelli e allora abbiamo iniziato con 3 pecore, poi un po' di agnelli, adesso siamo su una quindicina di capi. Di vacche quanti capi sono? Vacche sono 25 tra grandi e piccole. Ecco, come numero, perché non sono sicuramente le stalle dai grandi numeri, per voi, per quella che è la destinazione dei vostri prodotti, sia dal punto caseario che per la carne, questa è la dimensione giusta? È la dimensione giusta, perché devi... C'è un po' d'agitazione. No, devi capire che qua noi non abbiamo solo la stalla. Se avessimo avuto solo la stalla probabilmente sarebbe stata piccola.
Il problema è che le cose sono tante, c'è la stalla, c'è l'agriturismo, ci sono gli animali, ci sono i suini, la lavorazione dei suini, gli agnelli, il pollaio, quindi è una, diciamo, piccola attività che riesce a fare tante cose e quindi facendo tante cose devi riuscire a farle bene e quindi i numeri sono ridotti. Sono questi, ecco. Allora, visto che tu so che sei anche il norcino Sì. di Contrada Bricconi, adesso una breve pausa e poi dopo ci spostiamo e parliamo un poco anche di salumi. Per forza. Per forza. A dopo.